Il terzo mandato. Non lo so, si spengono un po' quello che era un po' l'ultima speranza? No, vabbè, ma la Lega ha presentato questo emendamento con la consapevolezza della forte rischio di inammissibilità, perché la materia era la legge elettorale nazionale. L'ha fatto proprio invece per tenere sul tavolo la questione terzo mandato, dopodiché la maggioranza deciderà. Devo dire però mi sembra alquanto particolare che si fa la battaglia giusta per far scegliere al cittadino quelle preferenze e invece si blocca la possibilità di scegliere al cittadino chi fa il sindaco o il presidente di regione con una legge che impedisce ad alcuni di candidarsi. È alquanto particolare, cioè che un parlamentare, oltretutto col voto di ieri a lista bloccata, può fare mandati infiniti, chi invece viene eletto direttamente dai cittadini non possa candidarsi. Però insomma questa mi rassegno, perché forse le battaglie che si proclamano in televisione, facciamo scegliere al cittadino, valgono solo quando conviene a uno all'altro. Quando c'è un principio invece da garantire, magari non conviene così tanto, allora quella battaglia non si fa. Così ieri sera ai nostri microfoni il governatore Massimiliano Fedriga sulla bocciatura dell'emendamento della Lega sul terzo mandato ai governatori a margine della presentazione delle nuove maglie dell'Udinese. Il numero uno della regione è stato solleticato a lungo anche questa mattina sul momento difficile vissuto dal governo Meloni, sulla questione della legge elettorale, sul nodo preferenze, in occasione dell'udienza della Corte dei Conti per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione. In particolare si è parlato di una possibile crisi dell'esecutivo. Credo proprio di no. Penso sarebbe una follia pensare che sulla legge elettorale, cioè come si eleggono i parlamentari, si faccia una crisi di governo. La gente non capirebbe assolutamente una cosa del genere, sarebbe una politica che parla a se stessa. Quanto alla possibilità che Futuro Nazionale di Vannacci entri a far parte della coalizione di centrodestra, Fedriga parla di principi insindacabili. In maggioranza sta chi condivide un programma. Personalmente, se lo posso dire, chi inneggia con queste provocazioni continue, la decima mas, chi scrive in un libro che sarà un libro, sarà un racconto, ma che faceva da ragazzino perdeva l'equilibrio per toccare la pelle di una persona di colore, o chi dice che l'omosessuale è una persona non normale, personalmente sono provocazioni che di fronte ai cittadini sono profondamente sbagliate e per me non giustificabili. Infine la questione della possibile candidatura a sindaco di Trieste, che a dirla tutta tiene in scacco anche la stessa opposizione sulle scelte strategiche da mettere in campo per il capoluogo di regione. Lei ieri un po' ha scherzato con i nostri colleghi di TV12 sulla sua candidatura a sindaco di Trieste, che non esiste, eccetera, eccetera. Vediamo si dà un termine per decidere, mettiamola così. Ma non dipende solo da me, io leggo commenti anche di varie forze politiche, c'è una coalizione che decide. C'è, devo dire, ovviamente anche dopo di conseguenza una mia scelta, ma oggi io faccio il Presidente Regione, voglio continuare a fare il Presidente di Regione e quindi dopo vedremo cosa succederà da qui ai prossimi anni.